Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi parliamo di qualcosa che va ben oltre la semplice cronaca. Sapete, il 30 giugno 2026 un'onda di shock e di lutto ha letteralmente travolto la Sardegna. Voglio portarvi dentro questa storia per farvi capire come, a volte, una singola figura del territorio riesca a tessere una rete emotiva gigantesca. Parliamo di un uomo che, per anni, ha rappresentato la colonna sonora indiscussa di 1000 serate e di come un'intera comunità si sia stretta attorno alla perdita della sua voce. Una voce che incendiava i palchi si è spenta. È una frase fortissima, vero? Eppure è la sintesi perfetta che emerge dalle tante testimonianze di quei giorni. L'incredulità a Sinai e in tutta l'isola era palpabile fin dalle primissime ore del mattino. E, badate bene, non stiamo parlando della solita pop star irraggiungibile. Parliamo di un volto amico, di una presenza costante e rassicurante nelle piazze della zona. Questo ci fa riflettere tantissimo su quanto possa far male collettivamente perdere all'improvviso quello che è un vero e proprio pilastro della propria quotidianità. Entriamo nel vivo del nostro primo capitolo, la voce degli alcol, il frontman che univa le generazioni. Allora, cerchiamo di inquadrare bene il personaggio, perché aveva davvero due anime straordinarie che convivevano alla perfezione. Da un lato avevamo Stefano Tronci. Per tutti a Sinai era semplicemente l'amico, generoso, sempre col sorriso pronto, insomma quel tipo di persona su cui potevi contare a occhi chiusi nella vita di tutti i giorni. Ma attenzione, perché appena metteva piede sul palco, si trasformava. Diventava a tutti gli effetti il Vasco della situazione, dominando la scena. Era il frontman inarrestabile degli alcol e riusciva a replicare il carisma pazzesco del Blasco con una naturalezza disarmante. Due lati della stessa medaglia, ed è proprio questo che lo rendeva così speciale agli occhi di tutti. E non pensate che il suo fosse solo un banale cantare qualche cover. Assolutamente no. Il suo era un rito. Gli alcol giravano piazze e locali in lungo e in largo per la Sardegna, portando un'energia che sembrava davvero inesauribile. La cosa più bella? Guardavi sotto il palco e vedevi letteralmente di tutto. C'erano i nonni, i genitori, i ragazzi più giovani. Generazioni diversissime, tutte unite a cantare a squarciagola, completamente rapite dalla sua interpretazione perfetta dei brani di Vasco. Era un appuntamento estivo fisso che ha unito le persone per tantissimi anni. Purtroppo però la storia ci impone di cambiare tono. Passiamo al capitolo. Una tragedia inaspettata, tra gioia e dolore. Provate a guardare la linea del tempo di quel giugno 2026. Fa davvero stringere il cuore. Il 6 giugno è il giorno della sua gioia più grande, il matrimonio con Vanessa. Una giornata meravigliosa, circondato dall'affetto incondizionato di tutti, l'inizio luminoso di una nuova vita insieme. E poi il 30 giugno. Nemmeno un mese dopo, la tragica, inaspettata scomparsa. È un salto dalla felicità più totale al buio più profondo in una manciata di settimane. Un contrasto temporale così crudele rende perfettamente l'idea dell'enorme trauma che ha travolto la sua famiglia e un'intera comunità. Vediamo ora le reazioni delle persone e delle istituzioni nella sezione Il cordoglio della comunità, l'abbraccio di Sinai e della Sardegna. Di fronte a una notizia simile c'è stata ovviamente anche una risposta ufficiale fortissima. La sindaca di Sinai, Maria Barbara Pusceddu, ha detto una cosa che coglie esattamente nel senso. Di lui ricorderemo non solo l'indubbio valore artistico, ma anche la grande generosità e lo spirito positivo. E capite bene che questo è un passaggio fondamentale. Non sono le istituzioni che celebrano un semplice cantante, è il riconoscimento formale del valore di un cittadino modello, una di quelle persone che, col suo ottimismo, rendeva semplicemente migliore il posto in cui viveva. Ovviamente questa gigantesca onda emotiva si è riversata anche online. C'è stata una vera e propria valanga di ricordi sui social. Amici di una vita, colleghi, fan, tutti a scrivere un pensiero. E la cosa incredibile è che i messaggi convergevano tutti sugli stessi punti. Un artista passionale sul palco, certo, ma fuori? Una persona d'oro, generoso, sempre pronto a dare una mano. Quello che aveva sempre la battuta giusta per strapparti un sorriso. I commenti confermano che era considerato un vero e proprio faro per il paese. Questa unanimità digitale ci fa davvero toccare con mano quanto di buono avesse seminato. Arriviamo quindi alle nostre conclusioni, con l'ultima parte, l'eredità di un artista, oltre la musica. E allora la domanda che voglio lasciarvi alla fine di questo approfondimento è proprio questa. Ma quanto è potente nel profondo il legame che un artista locale riesce a creare con la sua gente? La storia di Stefano e del suo impatto a Sinai ci dice una cosa chiarissima.
Queste figure non sono semplici intrattenitori di passaggio, assolutamente no. Sono la colla emotiva delle comunità, l'anima delle feste in piazza, i creatori dei nostri ricordi più spensierati. Quando voci del genere si spengono, il vuoto è immenso, è innegabile, ma ci lasciano in dote un'eredità di aggregazione e pura vitalità che non scompare mai. Pensateci la prossima volta che vi fermate ad ascoltare una band suonare nella vostra città. Grazie mille per aver seguito questa analisi, alla prossima.